Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, oggi vedremo una cosa un po' particolare e prima di iniziare questo giro di Sibille di 3 mazzi vedremo, prima di tutto vi voglio raccontare che Hildegarda e Marietto Veneziano hanno fatto un nuovo ebook sull'armonizzazione dei chakra e qui in sovrappensione vi faccio vedere la copertina. Bene, adesso che avete visto la copertina sapete che potete andare nel sito del capitano.altervista.org e scaricarlo gratuitamente e poi ci sono altri ebook gratuiti anche del vostro Marietto Veneziano, sempre scaricabili gratuitamente. Bene, detto questo e fatto vedere in sovrappressione le immagini delle copertine, vediamo un giro di 3 mazzetti di Sibille per vedere se questo mese è buono se seguite i consigli e i video del vostro Marietto Veneziano, perché potrebbe essere anche il caso che dovete andare dalla concorrenza ad assimilare informazioni. Dopotutto il vostro Marietto Veneziano è solamente un divulgatore, quindi mischerò le nostre belle Sibille che voi ormai conoscete e facciamo 3 bei mazzetti di carte da 5 carte ciascuno e vediamo cosa ci dicono le Sibille chiacchierine per vedere se è giusto seguire questo mese il Marietto Veneziano sia su Facebook sia su il capitano.altervista.org sia su YouTube. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, primo mazzetto, 1, 2, 3, 4, 5, secondo mazzetto, 2, 3, 4, 5. Bene, mettiamo i 3 mazzetti, va bene, voilà. Quindi mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, concentratevi bene, è giusto seguire questo mese le dritte del Marietto Veneziano? 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quindi adesso concentratevi bene, respirate profondamente e scegliete il vostro mazzetto. Bene, iniziamo dal mazzetto numero 1. Se è giusto seguire questo mese il Marietto Veneziano. Allora, prima carta, domestico, con gran consolazione, amica, falsità e vecchia signora. Allora, alla domanda è giusto seguire questo mese il Marietto Veneziano, vediamo che si apre con un domestico, quindi il vostro Marietto Veneziano vi sta servendo, vi darà una gran consolazione, quasi un'amicizia, attenzione perché alcune cose potrebbero essere fraintese e potrebbero sembrare falsità e alla fine, anche se il vostro Marietto è un maschietto, c'è l'esperienza della vecchia signora. Quindi apriamo con un bel domestico che è bello servile e chiudiamo con una grande esperienza, grande signora. C'è un pochettino di falsità dal vostro Marietto Veneziano, ma ci stava, perché dopo tutto con 60 anni di esperienza qualche colpetto qui e là basso di informazioni si può dare soprattutto a certi suonatori di pifferi. Quindi cari miei, direi che con gran consolazione, amica e vecchia signora, chi ha scelto il mazzetto numero 1 è servito bene dal vostro vecchietto Marietto Veneziano. Bene, mettiamo via il mazzetto numero 1 che dopo tutto in apertura con domestico e chiusura con vecchia signora è una garanzia. Guardiamo il mazzetto numero 2, sempre se è giusto seguire questo mese il vostro vecchietto Marietto Veneziano. Fortuna, artista, vedovo, leggerezza e denaro. Qui direi che è un 6 all'8. Iniziamo subito che è un gran colpo di fortuna per chi segue, mi viene anche da ridere perché chi segue il Marietto Veneziano va un po' di fortuna, sarà guidato dall'estro, dalla creatività, dovrà abbandonare certi vecchi concetti che moriranno dentro di lui perché il Marietto Veneziano gli potrà dire delle cose che non aveva mai sentito. Alcune cose potrebbero essere prese con leggerezza, ma alla fine, signori miei, qui c'è la carta del denaro che con la fortuna di partenza tutto quello che sta dentro è nullo, perché l'artista, denaro, fortuna, signori, seguire questo mese il Marietto Veneziano
Vi ricordo anche il sito ilcapitano.altervista.org e i siti su Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. I canali di Hildegarda e Marietto Veneziano sono sempre una buona cosa per seguire. E adesso vediamo il terzo mazzetto: malinconia, costanza, stanza, deliranti, sacerdote. Sempre la domanda: questo mese è buono seguire il Marietto Veneziano? Vediamo malinconia, costanza, stanza, deliranti e sacerdote. Allora, qui la situazione è un po' complessa per chi vuole seguire le dritte, i consigli sia radionici che esoterici Marietto Veneziano, perché vediamo che chi è arrivato da Marietto Veneziano era un po' malinconico, però con la costanza ha rafforzato le sue conoscenze, anche se alcune volte il Marietto Veneziano viene preso quasi come un delirante. Però, cari signori, il Marietto Veneziano dice delle cose che non dico che la Chiesa Cattolica le copia, ma ci siamo vicini. Quindi è arrivato con malinconia e ha cominciato a capire che ci sono delle cose importanti del vostro Marietto Veneziano. Quindi anche in questa stesa direi che se avete costanza raggiungerete delle cose molto importanti nella vostra intimo, vi sembrerà alcune volte di essere presi un po' in giro, no? Ma il vostro Marietto Veneziano è una persona corretta e vi dice le cose come stanno. Quindi il terzo mazzetto, dovete arrivare con il Marietto Veneziano gioiosi di volere apprendere qualcosina di carino e simpatico, sempre in modo gratuito. Bene, cari miei, allora io direi che il primo mazzetto così così, il secondo mazzetto per seguire il Marietto Veneziano con apertura fortuna va benone, e il terzo mazzetto non siate malinconici, perché alla fine il Marietto Veneziano ha sempre qualcosa anche per voi. Bene, cari amici, anche oggi il Marietto Veneziano ha fatto velocemente questo giro di Sibille un po' allegro, un po' per voi, un po' per spaccare un po' questo periodo in cui vi do molto materiale anche da studiare. Vi ricordo anche l'ebook fatto da Hildegarda e Marietto Veneziano su armonizzare i chakra, che si può scaricare liberamente dal sito ilcapitano.altervista. Se non vi siete ancora iscritti ai canali di Hildegarda e Marietto Veneziano, fatelo pure, che fa sempre piacere. Vi aspettiamo numerosi come al solito nei gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. E anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi saluta. Grazie per essere stati con me e alla prossima Giro di Sibille. Ciao!